Sì, era una partita che insomma c'era un po' da aspettarsela così, molto dura, spigolosa, difficile. Insomma abbiamo provato a giocare ma in verità ci si è riuscite poco. È abbastanza umano quando c'è molta tensione come oggi, non si dovrebbe naturalmente cadere in provocazioni, però ci sta e anche questo fa parte del calcio, insomma, dobbiamo fare esperienza e guardare avanti perché adesso ci sarà uno spareggio da affrontare e mi piace guardare avanti. In questa partita, ripeto, poteva accadere di tutto. Loro naturalmente giocavano cercando di vincere a tutti i costi, così come d'altronde anche noi. Diciamo che il campo ha detto questo, dai, io preferisco accettare sempre quello che è il risultato del campo e soprattutto quello che è un risultato di un intero campionato. Noi abbiamo passato momenti difficili, poi la squadra si è ripresa, oggi non si è riusciti a fare la stoccata vincente, ma abbiamo un'altra chance e ce la giocheremo tutta fino in fondo. Poi della partita sinceramente faccio fatica a fare un'analisi tecnica, tattica, perché è una partita dove questi aspetti oggi sì, contavano il giusto perché insomma si faceva un po' fatica a giocare, quindi niente, dovevamo metterla soprattutto su un piano diciamo, di forza mentale, stare serene, stare tranquille, a tratti ci siamo riuscite, in altri momenti no. E niente, accettiamo il risultato e andiamo avanti perché credo che nello sport alla fine ognuno prenderà quello che merita, come è giusto che sia. Abbiamo 2 settimane per prepararci al meglio, insomma, recuperare energie, riprendere un po' il morale, analizzare con calma questa partita senza fare processi inutili. Ma soprattutto cercando insomma, di andare avanti con consapevolezza, facendo tesoro di questa esperienza. Credo che queste partite comunque, indipendentemente dalla qualità che hanno, ti aiutano a comprendere degli aspetti di te che possono essere migliorabili, questo partendo naturalmente da me e poi via via a tutta la squadra. Sicuramente è un'assenza pesante, è inutile negarlo, perché Tarenzi è un elemento importante. Però insomma abbiamo tante giocatrici in organico valide e quindi dobbiamo andare avanti e fare il massimo da qui alla fine. Allora, sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, che comunque loro si giocavano la salvezza e noi idem. Qua giù non è mai stato un campo semplice, purtroppo la partita è andata come è andata, sicuramente c'è un po' di rimorso perché diciamo, ci siamo un po' adattati al loro modo di giocare e al loro modo di fare in campo e non siamo riusciti a imporre il nostro e gestire la partita con un po' di tranquillità, quindi secondo me è questo che ci ha un po' penalizzato, diciamo. Secondo me più che il risultato in sé bisogna ricaricarci mentalmente, metterci tranquille, cioè sapendo, diciamo, riprendendo consapevolezza delle nostre possibilità, che oggi ci sono state proprio un po' tolte, diciamo, in modo nemmeno fin troppo corretto e sportivo. Quindi niente, abbiamo 2 settimane per rimetterci a posto, tranquillizzarci, riprendere la nostra tranquillità e sono sicura lo faremo. E poi tra 2 settimane ci andremo a giocare la Serie A. Ormai questa partita è andata e diciamo che abbiamo un'altra occasione, l'ultima, per poter mantenere la categoria e lo sappiamo, ne siamo consapevoli e sicuramente daremo il massimo perché dopo tutto l'anno che abbiamo faticato e lottato per starci, abbiamo anche dimostrato di poterci stare e quindi ce la giocheremo senza dubbio fino all'ultimo per portare a casa la partita e mantenere la categoria.